in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento dei mercati in questo mercoledì 25 marzo. Partiamo oltreoceano, Wall Street, terreno positivo 0,62% per Standard & Poor's, una quota punti di 6.597, altresì in verde con uno 0,67% per Dow Jones con una quota punti di 46.456, ancora una percentuale positiva 0,58% per Nasdaq, 24.142 la quota. 2.534,9 la quota punti per Russell 2000, 1,18% come percentuale. In rosso la percentuale per il VIX, l'indice della volatilità, meno 4,71%, 25 segna l'indice della paura. Vediamo il valutario dollaro 99,5, cambio euro-dollaro 1,15, 1,33 invece per sterlina dollaro. Passiamo alle materie prime, vediamo l'oro che continua a crescere, una percentuale positiva dell'1,91 e una 4.555 i dollari al lancio, 89 dollari al barile per il petrolio, anche in questo caso la percentuale è verde, 1,71%. Vediamo per i titoli di Stato BTP Bund 88,020, criptovalute Bitcoin 71.424 dollari, 2.174 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17:30 passate, più precisamente le 17:31, quindi si sono concluse le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo questo mercoledì 25 marzo come si chiude. Si chiude con un solo colore predominante che è il verde. Vediamo gli indici uno a uno. Partiamo da quello di casa nostra. FTSE MIB chiude con una percentuale dell'1,46% e una quota punti di 44.004, 7.829, questa è la quota di chiusura per il mercato francese con una percentuale dell'1,10%. IBEX 35 17.163 la quota punti, 1,50 la percentuale, 1,34 la percentuale per il mercato tedesco, 22.940 la quota punti. Proseguo con il mercato inglese che segnala una quota di 10.090 e una percentuale dell'1,26%. Salutiamoci vedendo lo Stoxx 50 che racconta i 50 principali titoli europei. Fondamentale per l'Eurozona, ci dà una giusta percezione di come è andata la giornata. E che cosa ci dice? Ci dice intanto una percentuale in verde dell'1,02% e una quota punti di 5.638. E questi gli aggiornamenti sulla giornata di oggi. Vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.